Le locali dell'Ezzelina Volley Carinatese in maglia bianca, guidate da Luis Stocco e Alfonso Petrone, schierano l'alzatrice Laura Volpe, l'opposto Sofia Simeonato, il capitano Francesca Moro e Stefania Zen schiacciatrici, Erika Maggiotto ed Elisa Stocco centrali, Anna Silvia Perin libero. Le ospiti padovane del Galante Intersport in divisa giallo-blu, allenate da Armando Marchetto e Moreno Brasiliani, giocano con Sara Lorenzetti alzatrice, Anna Chiara Scarpariolo opposto, Liliana Marchetto e il capitano Gloria Magnarello schiacciatrici, Silvia Tosato e Chiara Ruggin centrali, Giulia Scalzotto libero. Partenza in salita per la Carinatese che soffre le incisive battute avversarie ricevendo con difficoltà. Supportate dal buon lavoro del muro e dalla difesa ben posizionata, le ospiti scattano sul 7-3, allungando poi sul 10-5. La ricezione trevigiana traballa pericolosamente, ma le ragazze di casa restano in partita grazie alle potenti schiacciate della Simeonato, riportandosi a -2 sull'11-9 col servizio vincente della Maggiotto. Le giallo-blu padovane però cambiano marcia, colpiscono con la fast della Tosato, forzano il servizio causando più volte l'errore delle trevigiane e riguadagnano un ampio vantaggio sul 16-9. Francesca Moro va a segno in attacco e in battuta, Sofia Simeonato riprende a martellare da posto 2, risollevando la Carinatese sul 17-15, ma le ospiti, favorite da 3 attacchi errati delle avversarie e da un paio di sviste arbitrali, infilano un micidiale break di 7 punti che decide la frazione proiettandole sul 24-15. La schiacciata in rete della Zen chiude il primo set sul 25-16 per il Galante Intersport. Le locali ripartono combattive, ma un paio di attacchi errati della Stocco le costringono subito a rincorrere le ospiti, che continuano a battere bene, a murare e a difendere con efficacia, portandosi avanti sul 9-4 con l'ace sul servizio flottante della Scarpariolo. Il proficuo turno in battuta della Simeonato fa scattare la rimonta della Carinatese che impatta sul 9-9. La reazione delle atlete di Luis Stocco però ha vita breve, soffocata dai ripetuti errori in attacco di Zen e Simeonato. La tensione sale nel campo trevigiano, ci scappa anche una munizione per proteste, a tutto vantaggio del Galante Intersport che allunga sul 15-10. Le precise conclusioni della Magnarello e un bel primo tempo della Tosato trafiggono la difesa locale, poi la battuta della Lorenzetti sorprende il libero Perin proiettando le giallo-blu sul 17-11. Le trevigiane riescono ad avvicinarsi sul 18-15, complici una doppia e un'alzata fuori misura della Lorenzetti, ma 2 bordate dell'opposto Scarpariolo e l'efficace primo tempo della Ruggin rilanciano le padovane sul 22-17. La ricezione della Carinatese è in affanno, l'attacco non morde e per le ospiti il finale del secondo set è tutto in discesa. La Magnarello, aiutata dal nastro, mette giù il pallone del 23-17. Poi la Ruggin colpisce con la fast. L'ottima Simeonato replica da seconda linea, ma è troppo tardi per le trevigiane, che pasticciano ancora in difesa soccombendo per 25-19. Le ragazze di casa non demordono e rientrano in campo decise a ribaltare la difficile situazione. I primi scambi del terzo parziale vedono un sostanziale equilibrio, ma le ospiti fanno valere ancora le loro armi migliori, battuta efficace e buona correlazione muro-difesa. Poi le potenti schiacciate di Anna Chiara Scarpariolo fanno il resto, producendo il break che manda avanti le giallo-blu sul 10-5. Pur prive dell'alzatrice titolare Jakubkova, indisponibile, e di Elena Marchetto, infortunata, le padovane sembrano padrone del match, ma non è così, dato che incappano in un filotto di 5 errori in ricezione in attacco, che riapre il set consentendo alla Carinatese di rientrare sul 10 pari. Coach Marchetto dà respiro a Liliana Marchetto inserendo in banda Fara Avanzi. Il cambio non sembra giovare alle ospiti che denotano un passaggio a vuoto negli automatismi di seconda linea e alcuni errori di troppo in attacco che proiettano la Carinatese sul 16-13. Cerchiamo il centro del campo, pallette in mezzo al campo, non sprechiamo, sono loro che devono comunque non fare errori. Noi ci possiamo permettere anche di metterla di là e vedere cosa fanno. A muro stiamo lavorando bene, quindi sfruttiamo questa opportunità. Rinfrancate dal vantaggio, le trevigiane migliorano a muro, affidandosi alla potenza di Sofia Simeonato per mettere giù il pallone. Il forte opposto numero 10 martella il campo giallo-blu, spingendo le locali sul 20-16. Molto bene anche la centrale Maggiotto, che dà un fondamentale apporto andando a segno con la fast, su primo tempo e a muro. È proprio la Maggiotto a bloccare l'attacco della Scarpariolo, marcando il 24esimo punto per l'Ezzelina Carinatese, che poi conquista la terza frazione per 25-20 in virtù della doppia in palleggio fischiata alla Lorenzetti.
Nel galante Intersport Liliana Marchetto rientra in campo al posto di Fara Avanzi. L'Ezzelina riparte a 1000 forzando il servizio con Francesca Moro che mette a segno 2 ace, difendendo e colpendo in contrattacco con le micidiali sassate della Simionato. Le battute aggressive della Moro e gli attacchi devastanti di Sofia Simionato creano il vuoto lanciando le trevigiane sul 10-2. Il muro giallo-blu non riesce a contenere l'opposto numero 10, che continua a imperversare, ma le ragazze dell'Ezzelina non capitalizzano l'ampio vantaggio, allentano il ritmo, venendo più volte trafitte dagli attacchi padovani portati da posto 4. Questa non può arrivare su una palla scontata, tirare tutto il braccio sulla rincorsa, significa che abbiamo messo il blu sbagliato. Ecco, perciò quando mettiamo in difficoltà facciamo attenzione su sta roba. Coach Stocco richiama l'attenzione sul posizionamento del muro, ma la parte centrale del quarto set vede il progressivo recupero delle ospiti, spinte dalle precise conclusioni dell'ispirata Magnarello. Il vantaggio delle locali si assottiglia sul 15-12, per poi espandersi nuovamente sul 18-12. Con le trevigiane avanti sul 21-17, grazie all'ennesima sassata della Simionato, il tiebreak sembra imminente, invece la carinatese sbaglia in ricezione e in attacco, subendo la rimonta delle giallo-blu che impattano sul 21-21. Finale dominato dalla tensione, un'infrazione in palleggio della Volpe dà alle ospiti il 22esimo punto. La Simionato schianta a terra un altro bolide, ma la Marchetto le risponde con un mani fuori, 23-22 per le padovane. L'attacco out della Zen manda le ospiti sul 24-22. La Maggiotto annulla il primo match point, ma la schiacciata della Magnarello supera il nastro e cade nel campo trevigiano, decretando la vittoria del galante Intersport. I primi 2 set sono andati bene, il terzo un po' male, siamo cadute nel buio, il quarto siamo partite male, però ci siamo riprese e è finita bene, molto difficile. Per quanto riguarda la partita, l'abbiamo sicuramente preparata bene, però ovviamente il caso e il destino riserva sempre grandi sorprese. Per esempio la mancanza della prima palleggiatrice, Iana, ci ha un attimo spaesate, soprattutto all'inizio quando la ricezione non era assolutamente positiva. Poi abbiamo recuperato, però certe mancanze si sono viste sia in seconda linea che in prima. Sono contenta del risultato, dei 3 punti e speriamo di andare avanti così. I nostri punti di forza secondo me sono, abbiamo una buona battuta e anche una buona difesa, basta solo un attimo comunque dividere le zone, ognuno si prende la propria responsabilità, poi abbiamo un attacco, siamo tutti bracci pesanti. Sia le bande sia l'opposto che i centrali, è solo che quest'anno abbiamo dovuto cambiare, abbiamo dovuto spostare un centrale da una banda, quindi abbiamo un po' di difficoltà, però si può superare tutto benissimo. E i nostri punti deboli secondo me è un po' la ricezione, però anche lì secondo il mio punto di vista si può sempre migliorare. Abbiamo una ragazza che è brasiliana, la Nicole, e che non ha ancora tutte le carte per poter giocare e contiamo molto su di lei in quanto è una ragazza molto forte e che sicuramente potrà darci molto, nel senso che ha un braccio molto forte, quindi sicuramente quando entrerà sarà molto efficace. Questa sera abbiamo visto quali sono i limiti dell'Ezzelina e quanta strada dobbiamo ancora fare per poter migliorare ed essere più competitivi. Questa sera abbiamo affrontato una squadra sicuramente quadrata, ben preparata, buona al servizio, brava in difesa e a muro, e questo non ha fatto altro che far scaturire quali sono i difetti di questa squadra che si sta evolvendo. È una squadra nuova, ci sono tante ragazze giovani e non è facile amalgamarla in poco tempo. Dovremo lavorare moltissimo e abbiamo ancora molta strada da fare. Non so fare delle previsioni quanto tempo mi ci vorrà. Sicuramente con l'innesto di un altro laterale avremo qualche possibilità in più di essere più competitivi. Certamente se troviamo squadre di questo livello abbiamo le nostre brave difficoltà.